Benvenuti, bentornati, buonasera. Consueto appuntamento, ospite che debutta in questa sede, la saluto, è la Presidente di Veneto Stato, Alessia Bellon. Il primo ministro londinese ha detto sì, siete liberi di farlo. Concordia Sagittaria, non so perché mi citi Concordia Stefano, nel 2012 vedremo sventolare la bandiera europea o quella del Veneto. Spero soprattutto quella del Veneto. Non so se... eccola qua. So che quando la Presidente di Veneto Stato, Alessia Bellon, verrà nuovamente a visitare il Veneto orientale, le sarei grato se porterà con sé una bandiera di San Marco del Sale su Entrepreneur Comune. Sì, perché di fronte al Comune di Concordia manca la bandiera... Perché c'è Italia-Europa, quella non è Regione Veneto. Manca quella della Regione Veneto. La terza non è il Veneto, scusi, mi perdoni, guardando la foto. Sì. Europa, Italia e Veneto la terza. Sì, ma è un fotomontaggio. Lei dice lei dice che non è... Sì, è un fotomontaggio probabilmente di Stefano. Dice che non è reale, ne è certa? Sì. Sì, no, lo so di questa questione per Concordia Sagittaria. Ha intenzione di andarci? Sì, anzi, magari posso parlare direttamente col sindaco o chi gestisce i pennoni di fronte al comune. Che poi credo che nei comuni veneti credo che la bandiera veneto c'è un'etichetta. No, c'è una legge regionale che lo prevede. Per cui non credo che dovrebbe essere, cioè non si spiega semmai perché non c'è, detta così a occhio, insomma. Perché probabilmente l'amministrazione comunale di Concordia Sagittaria crede di poter andare in deroga. Veniamo